La discussione sugli ospedali nel Veneto, da dove cominciamo adesso a dire tagliamo un reparto, tagliamo un posto letto, riduciamo questo diventa ospedale di rete, l'altro di presidio, quell'altro... Lo fermo, perché qua mi anticipa. E io prima avevo inquadrato un po' il temporale che si sta avvicinando e volevo cogliere la palla al balzo per dire nuvole nere anche a Portogruaro, perché c'è Bertoncello che cerca di difendere e lottare contro il cosiddetto ospedale unico, ma il titolo di stamattina era Bertoncello isolato. E lei invece cosa ne pensa? Perché essendo consigliere regionale si occupa anche di Portogruaro che fa parte della regione Veneto. Qual è la sua idea? Sì, io avendo la sfortuna di essere da solo mi tocca occuparmi di tutto il Veneto, quindi vedo anche i problemi del Veneto orientale o di Portogruaro in un quadro un po' più ampio. Di solito i miei colleghi hanno la fortuna, se sono eletti in provincia di Venezia con me, di occuparsi solo della provincia di Venezia. Io invece mi tocca guardare un quadro più ampio. E cosa ho imparato, credo, insomma, in questi anni di questa esperienza, che non si può ragionare sul campanile, ragionare di salvare l'ospedale di Portogruaro pensando di occuparsi solo di Portogruaro si perde, è sicuro. Oggi non ci sono neanche più le risorse di allora per poter promettere, e quindi quando qualcuno parla di fare un ospedale unico, no? Potrebbe dire è una cosa di buon senso, perché chiudiamo 3 ospedali vecchi, ma allora bisogna dire che si chiudono 3 ospedali, che se ne fa uno in una certa zona, che i soldi per farlo ci sono. E se qualcuno viene a raccontarmi ancora una volta la balla dei progetti di finanza per cui arrivano i privati che mettono i soldi del pubblico che non ce li ha, gli dico che se ne torni a casa, perché gli esempi di progetti di finanza in Veneto ce ne sono parecchi e sono uno più disastroso dell'altro, uno più costoso dell'altro per la sanità pubblica. Questo è il dramma. Uno mi dice ospedale unico, con che soldi, cosa e come? Dopo discutiamo. Qua volevo arrivare, perché leggendo i giornali sembrerebbe che ci siano dei soldi accantonati in regione per iniziare, ma iniziare e poi andare avanti e concludere? Smentisco con fermezza, cioè non credo ci siano soldi accantonati in regione. In regione soldi per edilizia sanitaria sono zero, vede? Zero soldi per la sanità edilizia, zero. Ne arriverà qualcosina, da Roma ne arrivano sempre meno. Quindi se qualcuno dice che la regione pagherebbe i soldi di un nuovo ospedale nel Veneto orientale, secondo me vuol dire racconta tante di quelle bugie che... Perciò lei è d'accordo con Bertoncello? Ma io dico che si può discutere, io non ho gli elementi per dire che l'ospedale non si può fare, dico che come capisco io non ci sono le risorse. Se qualcuno dice che l'ospedale risolve i problemi di aggregazione di queste strutture, e costano meno però al di là delle risorse è da guardare non solo da un punto di vista economico, se no diventa una speculazione, non è un albergo, un ospedale, deve dare dei servizi e coprire una certa area. Il piano sociosanitario regionale appena approvato dopo 15 anni e passa di assenza, io non l'ho condiviso perché ritenevo che c'erano delle buone premesse, delle buone idee e poi non c'era l'attuazione, e in effetti mi sta dando ragione perché dopo un anno e mezzo non vedo le schede che sono arrivate contraddicono il piano, quindi vuol dire, ecco qua. Il piano però cosa diceva? Che andava invertito la spesa, che di solito è oltre il 50%, 55-60 per gli ospedali, 35 per il territorio, andava reinvertita, il 50% andava nel territorio e andava ridotto il costo ospedaliero. Allora uno mi deve dire che c'è questo disegno, si prende un'area, si dice da Jesolo a San Donà, a Portogruaro, in questa zona cosa serve, quali sono i bisogni della gente, quali reparti mi servono qui per dare servizi, e scopriremo che molto spesso ci siamo abituati delle volte a difendere l'ospedale come fosse un simulacro e poi dentro non dava le risposte ai cittadini. Delle volte le risposte ai cittadini si potrebbero dare con costi molto molto più bassi del migliaio di euro di un posto letto, no, a giorno, ma con delle risposte nei territori, con risposte da dare subito sul laboratorio, con dei surgery, che vuol dire in giornata avere delle cose, non servono costruire grandi edifici che costano troppo, perché altrimenti mi scatta sempre il dubbio che nelle ipotesi dei nuovi ospedali che ho visto nascere nel Veneto, io sono certo che si è fatto l'interesse dei privati che hanno costruito assieme al pubblico, di sicuro. Poi l'interesse del paziente ho dei seri dubbi, perché spessissimo non sono migliorate le condizioni, diciamo così, di cura di quei cittadini. Certo, le stanze sono più nuove, però se c'è un problema di degrado, di intervenire per la igiene, la sicurezza degli ospedali, vanno messo a mano subito. Ma che questo voglia dire, qui vendo questo ospedale e ci faccio qualcos'altro, compro delle aree da un'altra parte e faccio un nuovo ospedale e quindi spendo centinaia di milioni di euro
per fare cosa? Per avere una risposta che mi dà cosa? Più posti letto? No, perché li tagliano. Ora la fermo un attimo, perché martedì 9 c'è una commissione specifica su questo, l'ha convocata oggi Bertoncello, e magari potrà far tesoro di alcune cose che ha detto lei. Perché poi oltretutto, sempre leggendo i giornali questi giorni, si parlava di 7 grandi progetti di ospedali che sembrano in via di partenza e non c'è Portogruaro o il Portogruarese. E poi, in conclusione, anche si spende tanti soldi e non si guarda cos'è da migliorare, da far funzionare, perché anche i servizi online di cui si parla tanto, gli ospedali, ci sono tanti usi, ma anche tanti linguaggi di software diversi, che è un software fatto su un ospedale e non funziona su un altro, una cosa incredibile. E ancora gli esami che fanno tanta pubblicità, io degli esami di mia madre online non li scarico, benché... Esatto. Alcune ASL funzionano, altre no, così come manca di sicuro con un livello di sufficienza quello di dare al paziente che ha bisogno di un intervento particolare, specialistico, uno deve trovare delle risposte che gli dicono: guarda, qui non siamo all'altezza, ma lì c'è. Uno fa in Veneto anche 100 km, no? Pur di, se è in gioco la sua salute, per fare un intervento particolare. O pensiamo che in ogni ospedale ci mettiamo l'eccellenza chirurgica, cardiochirurgica? Non credo che avremo, è anche sbagliato, cioè dal punto di vista concettuale. Allora, quello che manca è da parte anche dei territori questa cosa, cioè di dire: io qui posso fare delle cose, ho delle ma soprattutto intanto devo dare dei servizi di base alla gente che ha bisogno di cure. Poi spessissimo i pronto soccorsi non riescono ad accogliere per esempio molte domande, ma basterebbe trovare delle risposte a monte di questi interventi del pronto soccorso. Ci sono dei pronto intervento, no? I cosiddetti hobby che sono quelli in grado di intervenire subito sul pronto intervento e costano molto meno di un pronto soccorso. Allora, l'ultimissima battuta in conclusione, perché io ho sentito un'intervista di un suo collega Moreno Teso, in cui ci dava dentro al povero sindaco Bertoncello in questo caso, dicendo che non conta niente, non ha contato niente, ha fatto niente per l'ospedale di Portogruaro, ed è favorevole perché sono cambiati i tempi, insomma, si va fuori dal tempo a non volere l'ospedale unico. Lei ha mai parlato con Moreno Teso di questo? Direttamente abbiamo parlato più volte, diciamo, in commissione anche nella scorsa legislatura sul tema degli ospedali, cosa gli servono, eccetera. Io vedo che però, a parte le chiacchiere spessissimo che si fanno, per capire se c'è dialogo tra consiglieri, sì, ci si parla. Adesso non è che sempre si rimane fermi al fatto che uno è maggioranza e uno è opposizione. Quando ci sono cose di buon senso, anche con Moreno Teso ho trovato delle volte degli accordi, e lui con me, cioè, quindi non è questo il problema. Il problema è che, dico, dopo tutte queste favole, no, la scheda che ha presentato la giunta, che è sostenuta dal collega Teso, cosa prevede? Prevede che ci sono più tagli nella sanità pubblica nell'ASL 10 e meno tagli al privato. Allora uno deve dirmi: scusi, ma noi facciamo gli interessi della sanità pubblica o del privato? Cioè noi stiamo, e dopo non aver tolto quello che si poteva togliere per esempio a San Donà, perché poteva essere fatto nell'ospedale pubblico di San Donà o a Jesolo o a Portogruaro, l'abbiamo lasciato alla casa di Clua Rizzola, bisognava dopo 5-6 anni trovare una soluzione, non si è trovata, sono rimasti lì. Allora tagliano di meno e tagliano di più all'ospedale pubblico. Concludiamo con queste premesse, dico al collega Moreno Teso, faccio un appello, con queste premesse, io vorrei credergli, però vedo che anche il temporale mi sta dando ragione, le nubi sono ancora più vaste. Bene, la ringrazio, lei è stato molto esaudiente, speriamo che, insomma, io la dico tutta per mantenere l'ospedale e potenziare l'attuale ospedale Portogruaro. Io dico anche, ringraziandovi anche del lavoro che svolgete nel territorio di informazione, che anche io vorrei delle volte sbagliarvi, cioè veramente delle volte vorrei sbagliarmi. Purtroppo dopo 10 anni in regione e oltre vedo che questi presagi neri delle volte sono realtà spessissimo. Grazie al consigliere Pietrangelo Pettenò, grazie.